io mi alzo perché sono un po' nevrotico, devo passare. No, perché ti alza perché qui giorno di mia e non rischia di doversi sedere a metà discorso. Diciamo il motivo di questa riunione è un motivo proprio che è interno a noi, ma noi lo porteremo all'esterno. Prima di iniziare a immergerci in questo tema, che è quello degli interessi siciliani, che vengono traditi oggi sotto sigle sicilianiste, direi pseudo-sicilianiste, perché per colpire alle spalle l'avversario si usa il cavallo di Troia, si usano gli stessi argomenti, però noi proprio sullo statuto daremo battaglia. Ora però stavamo pensando, con gli amici di Ungheria sono venuti, di fare prima di tutto un riferimento alla morte di quelle due ragazze che sono venute a Brindisi, no? Un atto di solidarietà che vuole essere anche una condanna della violenza, no? Da qualunque parte venga, perché abbiamo visto quando le stragi si sono fatte in Italia, dopo diciamo avviene il depistaggio, avviene la confusione, si tirano in ballo troppi soggetti, eccetera. Noi ci auguriamo proprio che questa volta si faccia una condanna generale della violenza da qualunque parte venga, dello stragismo da qualunque parte venga. Ci può essere anche il folle, ora è un'ipotesi dell'ultimo momento, ma anche il folle non è che si può consentire con disprezzo ammazzare le persone. Il folle deve essere prevenuto, c'è una colpa in vigilanza, una colpa nella prevenzione del mancato, se è mancato. Ma noi reclamiamo il diritto, il primo atto di giustizia che si deve fare verso queste ragazze, verso le vittime, eccetera, è quello di accertare le responsabilità e di punire i colpevoli, senza coperture politiche, senza compromessi, senza depistaggi, come ho detto. E questo è un fatto di civiltà al quale sempre ci siamo attenuti, perché noi che siamo, diciamo, dei rivoluzionari come progetto politico non siamo degli eversivi. Noi rispettiamo la legalità e invochiamo proprio l'applicazione della legalità. Quando il professore Virto ha parlato dello statuto, lo statuto sì, è nato dalla guerra, e lui lo ha sottolineato, è nato da un compromesso che ha posto fine a una guerra di liberazione della Sicilia, però è pure vero che è entrato nella Costituzione, che chi ha violato lo statuto ha violato la Costituzione. Diciamo, e noi abbiamo tante cose da dire in proposito, perché lo statuto non è che nasce come primo documento di autonomia siciliana. La Sicilia aveva più volte, diciamo nel 1800, ottenuto l'indipendenza, lottato e ottenuto l'indipendenza, da sempre lottato per l'indipendenza. Ma i falsari della storia poi hanno fatto in maniera tale da fare capire che queste lotte per l'indipendenza della Sicilia erano finalizzate all'unitarietà, una oscenità. Per esempio qui io ho un testo che mi hanno rivelato su una pubblicazione che ha fatto, in pratica l'ha fatta la regione, vedete qui, e parla della Sicilia e l'unità d'Italia, e ripescano un argomento che noi abbiamo portato all'inizio dell'anno, cioè che quest'anno ricorre il 200° anniversario della Costituzione siciliana del 1812. La Costituzione siciliana del 1812 garantiva l'indipendenza della Sicilia, l'indipendenza e la sovranità della Sicilia, che dal punto di vista formale era sempre indipendente, perché il regno di Napoli era una cosa, il regno di Sicilia era un'altra cosa, però la figura del re era unica e non c'erano garanzie per il nazionalismo siciliano, era un nazionalismo, tra virgolette, che aveva dato grandi risultati nel 1812. Per esempio, non si parla mai dell'esercito siciliano che andò in Spagna a combattere contro Napoleone, e tutto questo richiedeva organizzazione, mezzi, modernità. Non si parla mai della flotta siciliana nella quale Ruggero VII, quale pure farò cenno ma senza dare molto spazio, Ruggero VII era un giovane ufficiale, comunque un piccolo comando, perché la flotta siciliana andò ad aggredire le città francesi. Insomma, il mondo era diviso, ecco, in due grandi blocchi: quello filo napoleonico che comprendeva quasi tutta l'Italia, e quello antinapoleonico che faceva capo all'Inghilterra come alleato principale, diciamo. Ma
puntava molto sulla Sicilia, direi quasi esclusivamente sulla Sicilia, perché negli altri posti la resistenza contro Napoleone era episodica e spesso falliva, perché sia la rivoluzione francese, quando Napoleone era generale della Repubblica, sia quando Napoleone era lui stesso imperatore, era stragista. Cioè, i contadini cattolici venivano uccisi per il semplice fatto che andavano alla messa, ma questo già vediamo come si manipola la cultura ufficiale, perché il risorgimento italiano nasce agganciato all'impresa Napoleone. Chi impose il tricolore all'Italia fu Napoleone, a imitazione della bandiera francese, quindi la vera storia, insomma, è termini diversi, io non entro nei dettagli, però la Sicilia espresse il massimo, per esempio la flotta di Napoleone, la flotta francese, unita a quella di Gioacchino Murat, non riuscirono a sbarcare in Sicilia e c'era un ordine preciso di Napoleone che voleva che facessero uno sbarco in Sicilia, non ci riuscirono. E lo stesso questo esercito pare che sia stato, perché poi le notizie sono poche, cioè quando le nostre università cercano notizie, le cercano contro l'indipendentismo siciliano, tranne come eccezione ovviamente, ma le cercano contro la nazione siciliana, non a favore della nazione siciliana, per cui questo fatto storico dei 12.000 soldati che combatterono in Spagna per la liberazione della Spagna da Napoleone e che pare che siano stati fondamentali e non vengono citati, ma dietro questo episodio che io racconto spesso per attirare l'attenzione c'è una Sicilia che produce, che lavora, che costruisce armi, che costruisce divise, che costruisce navi, eccetera. C'è una industrializzazione, diciamo, della Sicilia e una serie di commerci, perché la Sicilia che cosa fa? Napoleone fece un blocco, il famoso blocco continentale si chiamava, per cui sia in Inghilterra sia in tutti gli stati europei alleati con l'Inghilterra lui bloccava i commerci, faceva un embargo. La flotta siciliana violava questo embargo in tutto il Mediterraneo, si parlava siciliano, in tutti i porti del Mediterraneo si parlava siciliano e le navi siciliane entravano dappertutto, quindi, ma dietro questa dietro questa flotta c'era un'economia, c'era un popolo, c'era una cultura, addirittura si parlava siciliano financo nella parte meridionale del Portogallo, sull'Oceano Atlantico. Insomma, tutto questo venne meno quando scoppiò la pace, quindi il Borbone ritirò la Costituzione che aveva dato, o per meglio dire fece una serie di scelte che erano incompatibili, perché intanto unificò la Sicilia con la parte continentale del regno, diciamo del regno delle due Sicilie, ma già con questa denominazione che talvolta era stata usata nel passato, che siccome i decreti dicevano la Sicilia di qua e per fare, parlava di due Sicilie, ma in questa denominazione voi vedete anche il rispetto per la Sicilia, perché è vero che viene tolta l'indipendenza, e poi l'indipendenza, diciamo, non venne mai tolta completamente, perché i Borbone avevano tanti difetti, tra cui quello della minoranza, per cui non spingevano a fondo le cose per farsi ci furono tante altre rivoluzioni, ma il popolo siciliano si ribellava per avere l'indipendenza la voleva non tanto per odio contro questo e contro quello, ma per poter sviluppare i propri commerci nel Mediterraneo, nel mondo, per avere una politica più adatta alle proprie esigenze. Mentre nella parte continentale del regno l'industrializzazione cresceva bene, ma c'era una specie di IVI, cioè il governo interveniva per aiutare gli industriali, eccetera. In Sicilia questo aiuto era molto limitato, quindi si facevano da sé gli accordi commerciali siciliani, eccetera, ed era anche una buona cosa, ma avevano bisogno di una politica questi parti. Quindi ci fu questa rivoluzione, ci fu una grande rivoluzione del 1848 in cui fu riaggiornata la Costituzione del 1812 e proclamata l'indipendenza della Sicilia. Ora questa fase, questa rivoluzione del 1848, che è solo 12 anni prima del 1860, quindi dell'occupazione della Sicilia, viene ancora oggi ignorata e trasformata, cioè quasi che la Sicilia avesse lottato per unirsi all'Italia. Ci sono dei dettagli sui quali non scendo, ma io vi dico, per esempio, questa articolazione della regione passa dal 1812
al 1860. Cioè salta la rivoluzione del 1848, la proclamazione, e che la Sicilia avesse acquistato l'indipendenza lo dimostra anche il fatto, perché poi l'Inghilterra ha un ruolo fondamentale fin da allora, è l'Inghilterra che vuole l'unità d'Italia, non la vogliono nessuno degli italiani, sono gli stranieri, diceva Pazzaglia, dice tutti volevano l'unità d'Italia, tranne gli italiani. Questo lo diceva Pazzaglia, ma era molto vero. Per cui diciamo, l'Inghilterra impedì che la Sicilia fosse indipendente, aveva aiutato l'indipendentismo siciliano in funzione antiborbonica, ma nel momento in cui la Sicilia voleva diventare indipendente, l'Inghilterra non voleva, perché sarebbe stato un fatto nuovo nel Mediterraneo, un fatto grosso, troppo importante nel Mediterraneo. Il Mediterraneo voleva che tacesse, perché doveva avere, diciamo, voleva un'Italia che andasse dalle Alpi al Mediterraneo proprio al servizio dell'Inghilterra, impedisse qualunque Stato non europeo di entrare nel Mediterraneo. Questa era e che poi questa riserva, diciamo, questo veto si rinnova al tempo del separatismo siciliano, perché finché i separatisti combattevano contro lo Stato fascista, e allora sembrava che potesse diventare uno Stato indipendente. Quando però ci fu l'8 settembre, il governo Badoglio che chiese di essere un belligerante, che non aveva chiesto di essere alleato, che invece dissero che alleato però con belligerante se ne parla. Con belligerante sì. Allora gli Stati Uniti d'America stessi non volevano la Sicilia indipendente, però dicevano tutti, anche per un fatto di coscienza, dicevano però ci dovete dare l'autonomia, perché la questione siciliana è qualche cosa di serio, non è la questione di una regionicchia qualunque, è la regione di un popolo, di una nazione che è stata denazionalizzata, di uno Stato che è stato abrogato illegalmente. Quindi l'autonomia, diciamo, era obbligatoria, cioè l'Italia non si poteva presentare alla conferenza degli Stati che poi si organizzava l'Europa, eccetera, senza uno straccio di statuto per la Sicilia. Poi non entravano nel merito se dovesse essere un'autonomia ampia, ma era sempre una cosa che altre regioni non avevano assolutamente, perché per altre regioni a statuto speciale i discorsi erano molto, molto diversi. Insomma, la Val d'Aosta c'era De Gaulle che la voleva accorpare alla Francia, il Sud Tirolo, diciamo, rimaneva invischiato nella questione dell'Austria, che aveva perso la sovranità, quindi la divisa, e poteva essere chiesto dalle potenze alleate. Insomma, c'era una situazione diversa per ogni regione a statuto speciale, ma quella della Sicilia era la più lineare, perché era una nazione riconosciuta che avrebbe dovuto avere l'indipendenza. Lì nasce il pactum di cui ha parlato il professore Visto e di cui non parla la storia ufficiale, perché la storia ufficiale fanno risalire a Nostuzzo, a Togliatti, eccetera, proprio erano quelli che non volevano sentire parlare. Parla dell'autonomia, raccontano una favola. Ora, quando noi contestiamo la mancata applicazione dello Statuto, ha un significato diverso di quelli che fanno i partiti italiani. Voi sapete che recentemente a Villa Amalfitano c'è stato un convegno patrocinato dalla Regione per l'articolo, mi pare 32 dello Statuto, che è quello che prevede la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione